Ben trovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, come al solito in onda il mercoledì alle ore 13. La nostra è una puntata molto particolare perché ospitiamo al suo interno in questo numero di Penalty l'allenatore vincente dell'Akragas 2018, Nicola Terranova. Ciao Nicola, ben trovato. Buonasera, buonasera. Dobbiamo farti i complimenti perché è stata veramente una stagione travagliata, ma hai portato al successo una squadra tosta, decisa e penso anche una città che aveva veramente voglia di ritornare il prima possibile nel campionato di Serie D. È stata un'annata lunga, più lunga del solito sotto tutti i punti di vista. Quando alleni in piazze così importanti poi tutto diventa più stressante, però quando si vince è molto più bello. Tra l'altro la cosa particolare è che la nostra chiacchierata oggi la volevo iniziare con una battuta. È partito tutto dopo la sconfitta della finale di Coppa? Sì, nel bene e nel male proprio quella è stata la sconfitta che ci ha un pochettino tolto delle certezze, che forse ci ha portato un po' sulla terra, ci ha fatto capire che il campionato di eccellenza è un campionato difficile dove le partite vanno giocate dal primo al 90esimo. E poi da lì credo che è iniziato un testa a testa con l'Enna che si è concluso a nostro favore. Un Enna che comunque veramente ha dimostrato di avere forza, carattere, determinazione e penso anche un buon tasso tecnico. Assolutamente sì, entrambe le squadre meritavano probabilmente il salto di categoria, però purtroppo una vince e l'altra fa i playoff. Una squadra che alla fine si è dimostrata l'osso duro che avevo detto io sin dall'inizio, che sarebbe stato un campionato difficile, lungo. Forse qualcuno si era convinto che solo col nome Akragas avremmo vinto il campionato, invece no, i campionati si vincono con i sacrifici. Siamo stati bravi nei momenti, diciamo, cruciali della stagione a pigiare sull'acceleratore e poi alla fine siamo riusciti a portare a casa quello che era la cosa più importante, cioè dire la D. Una società che comunque a questo punto pensa in grande, perché credo che progettare con più serenità una prossima stagione diventa leggermente più facile. Io sono 14 mesi che sono ad Agrigento, onestamente l'anno scorso abbiamo finito il 16 di giugno con una grande delusione, cioè dire la sconfitta nella finale a Martina, cioè non abbiamo avuto nemmeno pausa, quindi per noi è stato un campionato che è iniziato 14 mesi fa ed è finito proprio ieri. La festa di domenica è stata una festa certamente indimenticabile. Il pubblico, i tifosi, come hanno reagito dopo questa bellissima vittoria? I tifosi sono stati stupendi, prima, durante e dopo. Onestamente e personalmente devo dire che vincere ad Agrigento per me nella mia carriera, nella mia breve carriera di 9 anni, credo che sia forse la cosa più bella che mi sia mai successa. A fine gara onestamente non avevo parole, non sapevo perché mi trovavo lì. Poi quando ho realizzato ho capito quello che avevamo fatto. L'adrenalina fa brutti scherzi in questo caso, eh? Sì, ho capito poi alla fine che avevamo fatto qualcosa di veramente grande. Ci racconti qualche piccola storia nello spogliatoio durante la nottata di domenica? Niente di particolare, i soliti cori, le solite feste quando si vince e poi chiaramente tutti al ristorante a festeggiare la D. Adesso andate giustamente in vacanza, doverosa Onestamente vacanza. qualcosa è successo che mi è dispiaciuto, mi hanno rotto la lavagna i ragazzi e quindi questo è un problema. Non ti vogliono vedere più No, ormai con no. schemi È un e chiaro altro. segnale che proprio È finita, e è finita. Bene, nella nostra trasmissione parliamo anche del campionato di Serie D che sicuramente comunque avrai seguito. Assolutamente sì. Che stagione è stata? È stata una stagione, un campionato veramente difficile, dove il risultato non era mai scontato, a prescindere dalle posizioni di classifica, a prescindere dagli organici. Mi fa piacere il Paternò che si sta tirando fuori da questa situazione. C'è l'ennesimo miracolo di Campanella, l'ennesimo no? miracolo dal mister, che non avevo dubbi, chiaramente quando ho visto che il Paternò aveva scelto il mister ho detto vabbè allora ci siamo. Poi per il resto ho visto grandi squadre, rose importanti, il Canicattì che si sta salvando. È una stagione interessante, è una stagione certamente. interessante dove chiaramente sapevamo un po' tutti che il Catania
alla fine lo avrebbe vinto, però. Tra l'altro una stagione dove il Locri, neopromosso, insomma, ha disputato veramente una stagione pazzesca e di buon auspicio per l'Agragas anche la prossima stagione. Non mi sorprende perché il Locri ha un organico Sì, importante, è vero, quello dobbiamo dirlo. È chiaro che è sempre neopromossa, però se ha un organico importante. E tu conosci bene la terra calabrese perché insomma hai compiuto un miracolo anche a Castrovillari. Assolutamente sì, a Castrovillari sono entrato in corsa con 17 punti e poi ci siamo salvati con 8 giornate in anticipo, quindi diciamo una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione, sì. Poi ti ripeto, un campionato dove ci sono tanti amici che allenano e quindi è stato un campionato che ho seguito sin dall'inizio. Bene, allora a questo punto guardiamo subito classifica e i risultati delle partite di domenica. Catania San Cataldese 3-3, Cittanova batte Città di Sant'Agata 1-0, Licata Calcio Santa Maria Cilento 2-2, Lamezia Terme batte Locri 1909 2-0, Paternò batte Canicattì 1-0, pareggio tra Ragusa Calcio e Castrovillari 0-0, 0-0 anche tra San Luca ed FC Trapani, Città di Aciriale batte Mariglianese 1-0 ed infine Vibonese Real Aversa 1925 0-0. Inaspettato pareggio interno del Catania che, come tutti ben sanno, ormai da parecchie settimane sta blindando anche il suo progetto verso il campionato di Lega Pro che disputerà la prossima stagione. Ma guardiamo la classifica dopo la 15ª giornata di ritorno. Catania 82 punti, 57 per Locri 1909, 51 Città di Sant'Agata, con 47 FC Trapani, 46 punti per Licata Calcio e Vibonese Calcio, 45 FC Lamezia Terme, con 43 la San Cataldese, 39 punti Santa Maria Cilento, 38 Canicattì, 37 Paternò, con 36 il Castrovillari, 35 San Luca, 34 Città di Aciriale, 33 punti per il Ragusa, con 31 il Real Aversa 1925, chiudono la classifica 27 punti il Cittanova e 24 la Mariglianese. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 15ª giornata di ritorno, eccolo qua il tabellino degli incontri, Canicattì, Città di Sant'Agata, Castrovillari, Cittanova, Città di Aciriale, Locri 1909, FC Lamezia Terme Paternò, FC Trapani, Licata Calcio, Santa Maria Cilento, Vibonese Calcio, Ragusa Calcio, San Luca, Real Aversa 1925 Catania ed infine San Cataldese Mariglianese. Allora Nicola, io partirei dalla zona calda dei play-out che stanno veramente riservando tantissime sorprese. La vittoria per esempio fuori casa dell'Aciriale in casa della Mariglianese ha un po' riaperto a questo punto la bagarre. Togliendo il discorso di vittoria del campionato che era chiaro sin dall'inizio, poi sia play-off che play-out se li stanno giocando un po' tutti, dai. Credo che alla fine l'Aciriale sia giusto che possa tirarsi fuori, però sarà tosta fino alla fine. Tra l'altro un Catania che domenica giocherà in casa del Real Aversa 1925, campo sì, credo molto difficile. Ci sono ancora degli scontri che possono ancora decidere sia da una parte che dall'altra, però è chiaro, ti ripeto, che per il Catania è solo una formalità, portano una maglia importante e sanno benissimo che devono farsi sempre la partita. Poc'anzi hai parlato del Paternò di Campanella, complimenti a tutta la società che ha ripreso in mano un po' anche le redini del proprio destino, l'acquisto di qualche elemento importante, l'arrivo di Campanella, ci metti poi l'entusiasmo e forse i giochi sono fatti. Sì, quando arrivi in corsa è chiaro che devi cercare di essere più semplice possibile e toccare i tasselli giusti. Il mister è uno navigato, uno che sa dove mettere subito le mani, ha saputo creare un gruppo, ha saputo unire la squadra e poi quando arrivano i primi risultati uno tira l'altro. Domenica prossima un Paternò che va a far visita all'FC Lamezia Terme, che è un po' la delusione di questa stagione. Che ne pensi, sì, Nicola? Credo che sia la delusione più grande di questo torneo. Anche perché hanno speso dei soldi anche considerevoli. Hanno investito tanto, sia loro che Locri, assieme al Catania. Mentre inserirei nella lista delle sorprese il Sant'Agata che ha fatto un grande campionato. Queste squadre che magari all'inizio nessuno si aspettava si trovano lì sopra perché hanno avuto grande programmazione, hanno creduto nel lavoro del loro allenatore e poi quando credi
nel lavoro di un mister poi alla fine i risultati arrivano. Nel Città di Sant'Agata, che la scorsa stagione, insomma, con Giampà aveva ottenuto una posizione importante in classifica, la conferma con il suo secondo Vanzetto ha fatto sì che il progetto Città di Sant'Agata è solido. Sì, ha dato continuità, credo, a un'idea calcistica, visto che era il suo secondo. Io onestamente li ho seguiti poco, però so che giocano col 3-4-3. Sì. Poi il Sant'Agata stesso c'ha giocatori importanti, c'ha Cicerello che cerco di allenarlo da tanto tempo. Da un paio di anni, ma non È uno che in eccellenza ha fatto parecchia differenza. Sì, io lo stavo prendendo a Canicattì quando andai a Canicattì, ma dopo un incontro quasi certo ci è sfuggito proprio lì per lì. Poi c'è lo stesso centrocampista Calafiore, c'è giocatori importanti, Vitale che è un giovane preso dal Trapani, e lo stesso Bonfiglio, c'è giocatori che secondo me questo ci fa pensare che la prossima stagione questo Città di Sant'Agata potrebbe veramente diventare non più una mina vagante ma una seria candidata alla vittoria finale? Sì, se riesce a tenere tanti pezzi importanti, perché poi alla fine quando il giocatore poi riesce a fare bene un'annata è chiaro che le aspettative crescono, anche le aspettative dei giocatori. Assolutamente. Vogliamo parlare adesso della Licata, ne abbiamo già accennato qualcosa con mister Nicola Terranova, ci guardiamo gli highlights, il pareggio 2-2 contro il Santa Maria Cilento. Rush finale, ultime 4 di campionato, il Licata tra poco scenderà in campo per la 31esima giornata del campionato nazionale di Serie D Girone I, con ancora un obiettivo in stagione perché ha archiviato quello della salvezza, ha messo nel mirino quello dei playoff. Parte Licata Santa Maria Cilento e Saito, l'ingresso in aria, 2 giocatori del Licata, il tocco col braccio e calcio di rigore per il Licata subito dopo appena 50 secondi, fischiato un calcio di rigore per un tocco di braccio di Campanella. Tutto pronto, la rincorsa di Vitolo, parte Vitolo, 1-0, il Licata è in vantaggio subito dopo 2 minuti, ha segnato Roberto Vitolo, azione pericolosa, Saito entra in aria, un po' defilato in mezzo, stavolta la deviazione è buona ed è di Koulibaly, corner per il Licata, va in orizzontale Maio, il tiro svirgolato, palla De Marco, posizione regolare nel cuore dell'area del Licata, provvidenziale l'intervento della difesa giallo-blu, pallone adesso a Frisenna, palla sul destro, il tiro centrale, Minacori si sovrappone, Cappello, ancora il pallone per Rotulo, Rotulo con la punta para Cannizzaro, Rotulo può avanzare a campo, Rotulo smista a sinistra per Minacori che in aria, Minacori, palla sul destro, Cannizzaro coi pugni respinge, Saito entra in aria ancora contro Koulibaly, Saito, pallone sul destro per Frisenna, dal limite, Ventura ribatte. Maio trova con l'esterno Catalano sulla sinistra, Ferrinio si fa vedere in sovrapposizione, invece Catalano va in porta e Johnson anticipa Valenti e c'è il pareggio del Santa Maria. Pino affronta Catalano, si prende il fondo, cross basso arpionato da Saito in aria, indietro per Frisenna, Rotulo, 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 il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio, Rotulo con un tiro morbidissimo, raso terra, che si è spento al palo alla destra di Cannizzaro, porta nuovamente il Licata in vantaggio, cambia il risultato al minuto 31 della ripresa, ha segnato Riccardo Rotulo, Rotulo entra in aria, Minacori, cade giù Rotulo e attenzione, finisce la gara di Rotulo perché cade giù in aria ma viene ammonito per simulazione e quindi doppio giallo, finisce la partita di Rotulo che rimane giù. Catalano, posizione trequartista, Catalano, le finte, il cross e il fuorigioco di Tandara, annullato il gol del Santa Maria. Pedalino, serve a destra Pino, prova il Licata a farsi vedere, a guadagnare anche secondi, Pino ci sta pensando, invece affronta Mancini, il cross in mezzo, Ventura libera, Frisenna, Cannizzaro blocca. Un cross sul secondo palo, Svetta Johnson, lo mette in mezzo, Orlando prova a liberare, palla che rimane lì, sale Cappello più alto di Azindon ed è calcio di rigore
Un'ingenuità incredibile quella di Cappello. Va Tandara e segna, spiazza Valenti, 2-2 del Santa Maria. Ha spiazzato Valenti, cambia il risultato al 52esimo minuto. Si riparte, si gioca, vediamo quanto allungherà il recupero l'arbitro, forse niente, infatti finisce qui Game Over al Liotta, finale thriller, è finita 2-2 all'ultima occasione, il Santa Maria su calcio di rigore ha pareggiato la gara 2-2 dopo il primo vantaggio di Vitolo, sempre su rigore per il Licata, pareggio di Johnson, nuovo vantaggio giallo-blu con Rotulo, poi espulso ed infine al 95esimo, 96 e forse 97 è arrivato il pari con Tandara. Un Licata giovane, rampante, veloce, determinato, io credo che possa veramente giocarsi la sua carta playoff con buone possibilità di portare a casa un piazzamento interessante. Sì, con buone possibilità, ormai è lì per lì che se la sta giocando sin dall'inizio. È una squadra giovane che però già dalle prime giornate ha dato un'impronta a questo campionato, ha dato un'idea, un allenatore con un'idea ben precisa e la sta portando a termine fino a fine campionato. Ma sarà un Licata pronto anche eventualmente per un discorso importante la prossima stagione? Secondo te hanno già creato un presupposto per continuare su questa linea giovane? Sì, anche lì credo che sia determinante pure le scelte dei giocatori, perché ti ripeto, quando poi fai bene nel torneo precedente, le aspettative del giocatore crescono, se la società riesce a confermare l'intero gruppo, chiaramente il lavoro dell'allenatore è semplificato. Chi invece, ritornando a Trapani, ha certamente resettato tutto il passato e sta guidando la squadra anche verso la griglia playoff è certamente il Trapani di Torrisi. Come vedi la situazione a Trapani? Perché c'è anche un ingarbugliamento dirigenziale che forse potrebbe anche in un certo senso distrarre la squadra. A Trapani dopo, diciamo, il ridimensionamento, perché all'inizio forse c'è stata un po' di confusione, pensavano di poter giocarsi il campionato con Catania, però onestamente sarebbe stato un po' riduttivo per gli altri, no? Poi quando è tornato Torriso ha messo tutto a posto. Hanno fissato un obiettivo, sapevano che non potevano lottare per il primato e poi alla fine credo che stia facendo molto bene. Sarà una partita interessante quella di domenica, Trapani contro Licata. Sì, andrò a vederla. Andrai a vederla? Sì, assolutamente per sì. chi tiferai? Guarda, io sono di Mazzara, quindi andrò lì per vedere la partita senza tifare per Sarà uno o un per gran l'altro. spettacolo perché sono due squadre che si giocheranno la partita a viso aperto. A viso credo. aperto, assolutamente sì. Vedremo come andrà a finire. Abbiamo dunque concluso lo spazio riguardante il campionato di Serie D. Adesso ci fermiamo, una brevissima pausa pubblicitaria e poi subito con i due gironi del campionato di eccellenza. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Eccoci rientrati, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, il consueto spazio dedicato al calcio dilettantistico siciliano sul canale 15. Parliamo solo di calcio dilettantistico e lo facciamo anche puntando i riflettori, come al solito, anche nei due gironi del campionato di eccellenza. Partiamo subito con il girone A. Ultima giornata di ritorno, eccolo qua il tabellino dei risultati. Acragas 2018 batte Resultana San Lorenzo 2-0, Casteldaccia batte Mazzara Calcio 2-0, Castellammare batte Nuova Città di Gela 3-1, vittoria della Nis FC 5-3 contro l'Unitas Sciacca, Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Leonfortese 1-0, Don Carlo Misilmeri batte Parmoval 2-0, Pro Favara Enna 0-0 ed infine Mazzarese .2 batte Cus Palermo 5-3. La classifica finale la conosciamo sicuramente molto bene, l'Enna che sarà costretta a giocarsi i suoi playoff, vittoria finale a questo punto proprio da parte dell'Acragas 2018 che conclude la sua classifica con 72 punti, con 69 l'Enna Calcio, 62 punti Pro Favara, con 55 Don Carlo Misilmeri, 53 Mazzarese.2, con 45 punti l'Unitas Sciacca, 43 Mazzara Calcio, 37 Nis FC, 36 Castellammare, 35 Casteldaccia, 32 Resultana San Lorenzo. Con 32 punti anche la Leonfortese, 31 l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, 29 Nuova Città di Gela, 26 punti per il Cus Palermo, chiude la classifica la Parmoval con 8 punti. Eccolo qua anche il tabellino dei playoff, si giocherà la semifinale Pro Favara Don Carlo Misilmeri con l'Enna che attenderà la vincente proprio della semifinale per giocarsi la finalissima. Per i play-out gli accoppiamenti sono Leonfortese, Cus Palermo e Oratorio San Ciro e San Giorgio e Nuova Città di Gela. Allora partiamo da questa partita vinta contro la Resultana San Lorenzo. Una Resultana che giustamente è scesa in campo molto determinata e la posta in palio era pesantissima, volendo per entrambe. Sì, onestamente ci siamo giocate un po' le ultime partite, le ultime 8-9 gare, tutte con avversari che avevano ancora tanto da dire a questo torneo. Anche il Resultano domenica che arrivava da 4 vittorie consecutive fuori casa, sì, in campi difficili, quindi affrontavamo una squadra in forma, una squadra in salute, una squadra che nell'ultimo periodo era riuscita addirittura a giocarsi la permanenza nella categoria. Giocarci la Serie D davanti al nostro pubblico, però con una gara vera, una gara tosta, una gara che è stata risolta a 2 piazzati, quindi una gara che sapevamo potesse essere difficile e lo è stata per come l'avevamo preparata. Ecco, come l'avete preparato una partita di questa portata? Perché chiaramente giochi molto anche sull'emozione che i giocatori ci mettono dentro nei 90 minuti decisivi di una stagione. Abbiamo cercato di non dare più pressione di quella che già c'era, perché queste partite sono delle partite che si preparano da sole, quindi è inutile andare a preparare la partita ogni giorno. La partita si prepara tutta la settimana, non si prepara ogni giorno, altrimenti arrivi col rischio che poi sei sgonfio. Noi sapevamo, e poi tra l'altro l'Acragas, questi giocatori che mi hanno dato grande disponibilità tutto l'anno, sono abituati a giocare queste partite, a giocare sotto pressione. Avevamo una pressione importante perché questa squadra dopo 10 anni è tornata in D, dopo nel 2012-13 ci torna nel 2022-2023, quindi un decennio per tornare di nuovo nel campionato. E per un centro importante come Agrigento sono tanti. Era una pressione che i giocatori si sono portati e che ci siamo portati sin dall'inizio. Hai parlato di questo gruppo, ecco, so che all'interno della squadra c'erano veramente dei nomi importanti, di grande esperienza. Sei riuscito veramente a inglobarli un po' nel tuo progetto? È stato un esame importante per me sotto tutti i punti di vista, perché allenare ad Agrigento non è come allenare in altri posti. In pratica penso di aver fatto 2 anni in uno, quindi mi sono fatto una corazza. Poi avere più personalità forti in uno spogliatoio ti porta spesso ad avere dei confronti anche duri, però la gente intelligente che ha un obiettivo comune, poi tutto si mette da parte e si pensa solo all'obiettivo finale. E la società comunque credo che ti sia stata vicina. Credo che in un gruppo vincente ci siano più componenti per far sì che proprio si arrivi a delle vittorie. E in primis credo che la società sia quella che ti debba dare la tranquillità e la serenità per lavorare. Devo dire onestamente che in questi 14 metri la società mi ha messo sempre a disposizione tutto quello che ho chiesto.
L'esperienza del direttore è stata fondamentale, il lavoro di Rosato, del direttore generale, è stato fondamentale, il lavoro del giocatore è stato, sono stati sempre disponibili tutto l'anno, anche soprattutto quando non si vinceva. Mi sono sentito responsabile quando non sono arrivate le vittorie. Però siamo stati diciamolo pronti. pure, Nicola, tu ci hai messo sempre la faccia, anche quando sono arrivate delle battute d'arresto che potevano in un certo senso pregiudicare la stagione. Io penso che l'allenatore, il compito dell'allenatore sia allenare e prendersi responsabilità. È giusto. Poi ho uno staff importante, ho avuto la fortuna di avere uno staff importante, inutile menzionarli uno per uno perché tanto si conoscono. Quindi grazie a questo, diciamo, quest'unione di intenti, quest'unione di sapere l'obiettivo, fissare l'obiettivo, siamo riusciti alla fine a raggiungerlo. Una vittoria finale che è sfuggita sul filo di lana anche all'Enna Calcio, che per molte settimane è stata leader di questa classifica, questo continuo testa a testa che settimanalmente vi coinvolgeva anche dal punto di vista, penso, mentale, quindi preparare la partita della domenica successiva diventava certamente uno stress non di poco conto. Sì, uno stress importante, sapevamo che il campionato si giocava punto a punto. Onestamente siamo stati noi a essere più primi in classifica rispetto a loro, 18 settimane, quindi abbiamo tenuto la testa della classifica fino alla 18ª giornata. Poi la sconfitta di Marineo ci ha portati... Quella vi ha un po' spiazzati. Ci ha un po' spiazzati, però credo che da lì sia partito tutto. Da lì sia partito tutto perché il gruppo si è compattato, abbiamo cominciato ad organizzare cose che magari non c'entrano niente con gli allenamenti, cioè dire delle mangiate, delle grigliate in più. Avete trovato ancora più gruppo. Abbiamo unito un po' tutto il gruppo di lavoro e da lì siamo riusciti a ripartire. Credo che la partita che ci ha dato quella convinzione in più è stata la vittoria del derby col Favara, dove tutti ormai pensavano che l'Agragas fosse morta e invece si sbagliava. Tra l'altro un Favara che insomma si giocherà la sua carta playoff proprio con l'Enna, non sarà una partita facile. Sì, fino a quel punto, la giornata in cui siamo andati a Favara, il Favara si giocava il campionato, perché certo. Le dichiarazioni chiare dei propri dirigenti, del proprio allenatore erano quelle, loro lottavano per vincere il campionato, poi quella sconfitta chiaramente li estromise da un discorso primato e persero da lì qualche partita dovuto proprio al fatto che avevano ormai perso le motivazioni per lottare per il primo posto. Credo che poi i playoff sono delle partite particolari dove tutto può succedere. Tutto può succedere, è vero. Li ho giocati spesso giocando con 2 risultati. Non è facile giocare con 2 risultati su 3, anche se dovrebbe esserlo. Tra l'altro la griglia playoff per quanto riguarda questo girone A del campionato di eccellenza è stata già definita. Appunto il Favara giocherà una partita certamente da prendere con le pinze con la Don Carlo Misilmeri, poi la vincente si giocherà la finalissima contro l'Enna. Anche penso la Don Carlo Misilmeri ha disputato un buon campionato, forse qualche risultato perso inaspettatamente ha fatto sì che poi il divario fosse anche considerevole. Sì, sono 3 organici diversi, 4 organici diversi, però tutte e 4 potevano vincere a mio parere il campionato. Di solito vince la squadra, quella che diventa da singolo diventa collettivo e forse noi siamo stati più bravi degli altri ad assimilare un po' meglio e un po' prima, un po' più velocemente, dovuto al fatto che avevo magari dei giocatori che avevano fatto pure la Lega Pro e la Serie B, quindi siamo riusciti in un tempo minore a diventare collettivo. Tra l'altro poi vi siete giocati il tutto nello scontro diretto e anche lì insomma preparare una partita così pesante emotivamente non è certamente facile. Sì, è come fare dei calcoli perché sapevi che alla terzultima giocavi con l'Enna e ti dovevi giocare tutto e dovevi arrivarci quantomeno a pari punti. E vi siete giocati il jolly, noi no? ci siamo riusciti, poi quella è una partita che puoi vincere, puoi perdere, può uscire qualsiasi risultato, però siamo stati bravi a interpretarla nella maniera giusta e ragazzi, ti ripeto, ho avuto dei giocatori veramente disponibili, capaci, di grande personalità e poi abbiamo dimostrato alla fine di meritare il successo. La squadra vincente di questi playoff andrà poi a giocarsi una prima semifinale nazionale e poi eventualmente addirittura una finale potrebbe essere anche tutta siciliana. Potrebbe essere come nel 2017-18 col Canicattì Biancavilla. Sì.
perché nel computo delle semifinali potrebbe beccarsi la siciliana del girone A, la siciliana del girone B. Questo sì. è un peccato però, soprattutto Questo è un per il peccato. calcio siciliano, Questo è un no? peccato perché ci fu un anno che salirono due siciliane, Sì. che fu la Folgore e l'altra dell'altro girone. Sì, è vero, peccato perché insomma su questo forse la federazione siciliana potrebbe fare un po' la voce grossa, no? Perché vedere poi due realtà importanti, centri importanti scontrarsi solo per un posto è un peccato Sì, proprio. quello sì, saranno dei playoff comunque aperti a tutti. Aperti a tutto. Aperti a tutto perché credo che si affrontano 3 organici di grande livello. È chiaro che sia Favara nel primo turno che Enna hanno il vantaggio di giocare in casa. Di giocare in casa. L'eventuale finale che potrebbe essere, non me ne vogliano chiaramente i ragazzi della Don Carlo Misilmeri, una potenziale Enna pro Favara, beh a questo punto mi devi dare il pronostico. Guarda, È sono difficile, vero? Sono 2 città a me molto simpatiche. E come? Quindi evito di fare qualsiasi Evito tipo di fare di tutto, va bene. pronostico, sì. Ok, vedremo allora come andrà a finire. Esatto. Però saranno partite da gustarsi, no? Sì, assolutamente. Assolutamente. Sicuramente sì, andrò sicuramente a vederle. Bene, voltiamo pagina perché adesso parliamo anche del girone B, anche questo è un girone super ingarbugliato, Sì, quest'anno insomma l'eccellenza interessante. siciliana è stato veramente tosto, sia nel girone A che nel girone B, dai. Perfetto, allora partiamo subito con il girone B. Anche qui ultima giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati. Milazzo batte Virtus Ispica 2020 8-0, Città di Acicatena Santa Croce 1-1, Città di Comiso batte Rocca Acquedolcese 1-0, Città di Taormina batte SC Palazzolo 4-0, Leonzio 1909 batte Siracusa Calcio 3-2. Mazzarone Calcio batte Ionica FC 3-2, Nuovi Gea Virtus batte Modica Calcio 1-0 ed infine Real Siracusa Belvedere batte Nebros 4-1. Si è deciso veramente tutto negli ultimi istanti, guardiamo comunque la classifica dove trionfa la Nuova Egea Virtus con 68 punti, con 64 Siracusa Calcio, 62 Città di Taormina, con 54 Leonzio 1909, 51 punti Modica Calcio, con 44 Mazzarone Calcio, 42 Città di Comiso, con 41 Nebros, 40 punti per Ionica FC e Real Siracusa Belvedere, 38 punti il Milazzo, 35 Rocca Acquedolcese, 32 punti per il Santa Croce, con 25 Sport Club Palazzolo, 18 Città di Acicatena, chiude la classifica la Virtus Ispica 2020 con 12 punti. Subito anche la griglia playoff, la semifinale sarà tra Città di Taormina e Leonzio 1909, mentre per quanto riguarda la finale, la vincente della semifinale giocherà in casa del Siracusa Calcio. Per i play-out lo scontro sarà tra Santa Croce ed SC Palazzolo. Girone B di eccellenza, da dove iniziamo? Credo che insomma la Nuova Egea ha confermato il valore tecnico, la grande organizzazione, la determinazione fondamentale anche nel vincere la Coppa, ma poi anche a portare a casa un girone B ingarbugliatissimo perché il Siracusa ha dimostrato anche per caparbietà tecnica di essere veramente una grande e bella squadra. 2 gironi simili, sia l'A che il B. 2 città blasonate da un lato, 2 dall'altro lato, Enna e Agrigento, Egea Virtus e Siracusa. Quindi, e ci mettere dentro anche il Taormina. Esatto, c'è il Taormina, quindi due gironi veramente tosti, finalmente dopo un paio di anni di un livello direi inferiore a quello di quest'anno. Però è chiaro che alla fine, a mio parere, ha vinto la squadra che ha dato più continuità, quella che è stata quasi sempre in testa, ed è giusto che sia così. Una rosa importante è quella della Nuova Egea Virtus che ha fatto sì, insomma, di riuscire a vincere anche addirittura nello scontro diretto contro il Siracusa. E non è mai facile vincere uno scontro diretto. Sì, è una squadra caparbia, noi ci abbiamo giocato la finale di Coppa, forse l'abbiamo persa a Notelle. Sicuramente l'allenatore avversario è stato più bravo a prepararla, però ti ripeto, ho visto una squadra di grande carattere, quindi quando c'hai una squadra del genere tutto è possibile. Guardiamoci a questo punto la grande festa della Nuova Egea, vittoriosa 1-0 contro il Modica Calcio, vittoria che permette alla squadra di Ferrara di volare in Serie D.
Sono le 18:31 minuti del 16 aprile 2023 quando il signor Scarano di Seregno fischia la fine di Igia Virtus Modica. Scoppia la festa per i giallorossi che grazie al successo per 1-0 firmato dal solito Franchina brindano al ritorno in Serie D dopo 4 anni. Esplode il Dal Contres Barone, gioisce la squadra egeana che proprio negli ultimi 90 minuti del campionato chiude col botto una stagione che rimarrà indelebile nella storia del club barcellonese. Un traguardo cercato, voluto e a lungo sognato dai giallorossi che mettono in bacheca il secondo trofeo stagionale dopo la prestigiosa Coppa Italia regionale. Una promozione figlia del grande lavoro societario con in testa il patron Stefano Barresi e resa possibile dal grande lavoro tecnico di Pasquale Ferrara, l'uomo in più nel motore giallorosso. Un gruppo straordinario di calciatori che non si sono mai disuniti anche nei momenti di difficoltà, riuscendo alla fine a chiudere in testa alla classifica nel girone B di eccellenza con 68 punti, frutto di 21 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Davanti al pubblico delle grandi occasioni che ha acconciato a festa l'impianto barcellonese è proprio l'Igia Virtus a cercare con decisione il vantaggio, prima con Ido Iaga che dalla bandierina chiama incatasciato alla respinta, poi con Abate che da pochi passi conclude in bocca al portiere e infine con Biondo il cui destro dal limite non centra la porta per questioni di centimetri. Bersaglio che la formazione barcellonese centra però al minuto 41 quando Franchina aggancia in aria l'invito di Medina e col destro mette alle spalle di incatasciato il pallone che spiana ai suoi la strada verso la Serie D. Esplode di gioia allo stadio, tifosi giallorossi in festa per l'ennesima protezza del difensore Gabriele Franchina, ancora l'uomo decisivo per l'Igea, bravo a realizzare così il suo 12° sigillo stagionale, l'11° in campionato, il 5° consecutivo. Nell'occasione proteste del Modica per un possibile fuorigioco dello stesso Franchina, ma la terna non ravvisa gli estremi per l'offside. Sulle ali dell'entusiasmo spinge la squadra di casa che 2 minuti dopo reclama anche un calcio di rigore per una presunta spinta di Lacognata su Medina. Il fischietto di Seregno dice di no. Nella ripresa non cambia il canovaccio del match con l'Igia Virtus che tenta di chiudere i conti, ma prima Ido Iaga calcia sul fondo col sinistro al minuto 48 e poi sempre l'argentino spara alto da pochi passi al 71esimo. Il Modica si fa minaccioso dalle parte opposta con un cross di Scrugli che deviato da Cristian Verdura per poco non beffa Staropoli. Poi dopo 5 minuti di recupero concessi da Scarano, la festa sperata, annunciata e da tempo preparata dall'Igia Virtus può finalmente cominciare. Indescrivibile, veramente indescrivibile. Tutto quello che stiamo vivendo adesso ce lo siamo meritati dal primo giorno, lottando fino adesso. La dedico a mia moglie e a mia figlia. È stato un campionato incredibile, un'emozione, non riesco a spiegarla perché eravamo partiti contro tutti i favori del pronostico, eravamo la quinta squadra e abbiamo vissuto un campionato difficilissimo perché sapevamo delle squadre che c'erano dietro di noi per le pressioni, per tutto e niente, poi Barcellona ci ha regalato questa giornata fantastica e sono emozionato. Questa promozione è meritatissima e possiamo festeggiare alla grande. Il tempo oggi era brutto, però i ragazzi si sono dati da fare grazie al pubblico di Barcellona che merita categorie non dell'eccellenza ma di più. È il secondo che vinco da dirigente, ma questo è più bello, ha un sapore indescrivibile, soprattutto per mio padre che lassù è per te. È 2 notti che non dormo, è 2 notti che non dormo. Voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia che oggi mi hanno seguito, sono qui in tribuna e un ringraziamento, la dedica di questa vittoria a Fiorello, al mio amico Fiorello. Una vittoria di tutti perché quando si vince così i meriti vanno divisi dal magazziniere, da Francesco Francia, il collaboratore, dal Maximilian dove andiamo a mangiare
e all'ultimo più piccolino dei ragazzi, che è mio figlio Domenico, che è convocato e che 2007 e fino a più grande che Antonio, e credo ce lo siamo meritato anche, lo devo dire questo perché è vergognoso e deprimente tutto quello che si è visto attorno alla nostra squadra. C'era guerra ogni partita, devono in tutti i costi toglierci questa Serie D, ma Dio è grande e provvede, e Dio oggi ha provveduto. Una grande squadra, veramente un grande gruppo che dal primo giorno ha costruito qualcosa di importante ed è tutto meritato e sono riusciti ad andare oltre. Non è stato un cammino tutto rose e fiori, però nei momenti difficili, nei momenti cruciali siamo stati uomini. L'uomo alla fine vince, sul giocatore, sul talento, sulla classe. E noi avevamo più uomini probabilmente e questo ci ha premiato. Siamo partiti con una maturità di squadra impressionante, è bellissimo, forza Gia per sempre, grazie. È una gioia indescrivibile, bellissima, anche perché diciamo che all'inizio del campionato non è che eravamo così considerati alla vittoria finale, però penso che questa squadra ha meritato questa giornata, questo campionato, perché è stata in testa da ottobre fino ad ora ed è giusto così, abbiamo dimostrato di essere più forti di tutti. Allora, la mia dedica in primis è per mio fratello e mia cognata, i miei genitori, e poi alla città di Barcellona, e poi questa vittoria è dedicata a due grandi geani, a Andrea Tore e Fiorello, che sicuramente stanno festeggiando con noi. Grandissima soddisfazione, ovviamente per la città è qualcosa di bello, di eccezionale, e speriamo di poterci godere una Serie D anche molto ma molto importante. Vedere quella gente allo stadio, che era da anni che non vedevo tutta quella gente allo stadio. Oggi c'è solamente la nostra Egea, cuori giallorossi. È il fine di una tensione durata ormai una settimana e quindi c'è un attimo di appagamento, però è un sogno che si realizza con una squadra che non era sicuramente partita per vincere, ma la più grande soddisfazione oggi era questa gratinata che era stracolma nonostante c'era pioggia battente, quindi noi tifosi abbiamo vinto anche per questo, e poi la squadra ci ha onorato dal primo minuto della prima giornata fino ad oggi, vincendo un campionato strameritato, quindi la gioia è veramente di tutta Barcellona. Ci pensa Biondo a mettere un po' di ordine, servendo Vincenzi che va orizzontalmente per Medina, poi l'imbucata per Franchina in posizione regolare, Franchina! Si è sbloccato il match, ancora lui, Gabriele Franchina, fa impazzire di gioia il Dalcontres Barone, e 1-0 al 42esimo. La formazione barcellonese spezza l'equilibrio, rompe gli indugi, si porta avanti, guarda caso, con il suo uomo migliore, il difensore goleador Gabriele Franchina, e sono 12 in stagione, l'11esimo in campionato. Lo andiamo a rivedere intanto nel nostro replay. Medina ha imbeccato dentro per Franchina, il grande controllo destro secco, nulla da fare per Incatasciato, e lo stadio, Fabio, che chiaramente è esploso di gioia. La sorpresa di questa domenica è certamente la Leonzio, che proprio sul finire batte il Siracusa ed aggancia un posto nei playoff. A questo punto può diventare veramente una mina vagante questa Leonzio. Sì, anche perché sarà libera mentalmente. Nei playoff l'aspetto mentale è più importante di tutti gli altri aspetti, quindi credo che lì la Leonzio
possa essere veramente la mina vacante di questo playoff. Tra l'altro una Leonzio che vince 3-2 contro un Siracusa che forse aveva, un po' mollato. Sì, probabilmente sapendo il risultato dell'Egea Virtus e a livello di motivazione aveva un po' mollato, però credo che alla fine la Leonzio ci ha creduto fino agli ultimi minuti e quindi è giusto che si vada a fare playoff. Una Leonzio che giocherà alla semifinale playoff contro il Città di Taormina che nel frattempo si è sbarazzato con un perentorio 4-0 dell'SC Palazzolo. Guardiamo gli highlights. Trentesima e ultima giornata nel campionato di eccellenza, il Città di Taormina vuole blindare il terzo posto e chiudere nel migliore dei modi una stagione che è stata comunque molto positiva, affrontando al Bacicalupo il Palazzolo, formazione già destinata ad affrontare il play-out con lo svantaggio del fattore campo con il Santa Croce. Arbitra l'incontro il signor Paolo Arculeo di Catania, coadiuvato dagli assistenti Elvira Rizzo della sezione di Enna e Alessandro Cutrufo di Catania. Palla in verticale per Famà con Mancino. Famà si sblocca il punteggio al Bacicalupo, ha segnato Charlie Famà al minuto numero 11, il settimo gol in campionato per lui. Iardo il tocco sulle mura, poi un rimpallo favorisce Di Mauro che calcia alla fuori di un soffio. Famà si gira sulla tre quarti, in buca per Biondo che prende alle spalle Petrolito. Biondo in aria, il dribbling su Popa ed è 2-0. Santino Biondo, minuto numero 18. A Ferrau il tocco sulle mura e allarga a sinistra dove c'è Godino, restituisce palla alle mura, un'occhiata alla porta di Lemura. Non perfetto Popa, arriva il 3-0 del Città di Taormina, segnato Salvo Lemura al 28esimo minuto e Città di Taormina 3, Palazzolo 0. Cernigliaro va al rilancio lungo e profondo per Famà, la palla viene toccata da Famà, c'è Gaiardo, Famà ancora se la porta avanti di forza, Famà non tira, Popa con il piede, c'è Biondo col destro, diagonale al lato c'erano Gaiardo e Di Mauro che reclamavano palla a centro aria. Castrovilli sul punto di battuta, calcia in porta, Castriani vola e nega la gioia del gol a Castrovilli. Ferrau il tocco in verticale su Cannavò che pesca l'inserimento di Biondo, se la porta avanti Biondo con l'esterno, fa 4-0. Partita ormai cassaforte, arriva la doppietta di Santino Biondo, c'è l'assist anche di Cannavò, sono 7 le reti stagionali di Biondo. Ferrau sul punto di battuta, Mancino è respinto con i pugni da Popa, c'è Di Mauro al limite che calcia, traversa, palla resta lì, poi il Palazzolo in qualche modo riesce a liberare. Apertura a sinistra, siamo proprio al 90esimo, Castrovilli entra in aria, c'è il contatto con Patanè, calcio di rigore. A Castrovilli con il sinistro, Castriani. Ceverria recupera qui in mezzo al campo, ma non c'è più tempo, arriva il triplice fischio, Città di Taormina supera 4-0 il Palazzolo. È terzo in classifica. I risultati che arrivano dagli altri campi con la vittoria nei minuti di recupero della Leonzio sul Siracusa fanno sì che ci sarà lo scontro anche in semifinale nei playoff con il Città di Taormina che affronterà proprio i bianconeri della Leonzio con il vantaggio però del fattore campo. Anche il Taormina però ha disputato una grande stagione, credo che Coppa abbia creato un bel gruppo
in una realtà ed un nome di una certa caratura, perché Taormina è conosciuta in tutto il mondo. Partecipare al campionato di Serie D potrebbe aiutare anche un po' tutto il compartimento turistico. Mi piacerebbe onestamente rivedere il torneo di Serie D tutto siciliano, come lo era quando una ventina d'anni fa. Quando ero ragazzetto e andavo a vedere le partite del Mazzara, dove c'era Mazzara, Comiso, Agragas e tutte queste squadre blasonate, Taormina. Beh, pian pianino forse ci riusciremo. Speriamo di sì, dai. Anche perché in quella maniera veramente ogni anno una squadra siciliana potrebbe giustamente passare Virtus, Ragusa, in Lega tutte Pro. Squadre, esatto, Alcamo, Trapani, Marsala. Sì, è vero. C'era un girone veramente eccezionale. Tra l'altro mi hai parlato del Marsala che insomma ultimamente non sta attraversando un grande momento. Un Marsala che però da più parti si dice si sia già organizzato per la prossima stagione. Ci sono nuovi investitori allora a questo punto? Sì, da quello che ho sentito sì, è un periodo che è molto lungo adesso, perché l'ultimo anno fui allenatore del Marsala e da lì già avevo capito che c'era poco. C'era qualcosa che non andava? C'era qualcosa che non andava, però credo che adesso con l'ingresso della nuova società si stiano organizzando per un futuro più roseo. A conclusione della presentazione dei 2 gironi del campionato di eccellenza, arriva puntuale per l'ultima settimana la cartolina di Giampaolo Montineri. Ciao Ettore, ciao Penalty, ciao Gol TV. Sapete che sto ridendo? Perché ho ricevuto una telefonata in cui un amico che tifa per Siracusa mi ha detto: sai come mi sento? Come Franco, come Antonio Albanese quando perdeva il Foggia. Partiamo da questo, no? E l'ultima giornata è andata in archivio. Hanno vinto chi comunque è stata prima per tanto tempo, se non in modo assoluto, anche se poi per un attimo parallele, ma nessuno è stata in grado di comunque ribaltare totalmente la stagione di Akragas nel girone A e Nuova Egea nel girone B. E quindi merito assoluto ai 2 allenatori, merito assoluto a una gestione societaria, ok? E non puoi dire altrimenti, non puoi cercare il pelo nel nuovo. Per il resto, i se e mai però le congiunture, come avevo detto qualche settimana fa, ormai i social non nascondono niente. Però pur avendo l'evidenza dei fatti si nega l'evidenza, si nega la colpa o si nega il tutto, ok? Perché le immagini sono eloquenti di come alcuni fattori in campo sono stati cambiati volutamente e non in modo inconscio. Perdonatemi, ma tutte le dichiarazioni degli allenatori post gara dell'ultima domenica, tranne quelli che ancora stanno lottando soprattutto per i play-out, quelli sono da proteggere. Il resto, vi chiedo scusa, ma il 2 di coppe è parallelo. Complimenti, grande forza, bellezza pazzesca dei 2 campionati. Ma mi lascio 2 voti, 2 qualità, un cambio culturale, un'idea affrontata e con consapevolezza. Da un lato, nel girone A, la Parma Valle. Mi auguro che non sia la morte del cigno, o mi auguro che non sia soltanto un asparuto passaggio. La bellezza della Parmonval nell'aspetto culturale, completare, determinare, azionare. Le parole di fine gara nella loro pagina sono veramente, non da libro cuore, ma sono una primola, sono un qualcosa di veramente da conservare, è un germoglio. Ci sono i cambiamenti, veramente ci vorranno 30 anni che tutti la pensino, però mi tengo la Parmonval. Dall'altro lato, perdonatemi, è il Mazzarrone, il Racinari, la cittadina, la comunità cittadina, insomma, la comunità con la loro entità, con la loro forza, la loro personalità, e quindi con questa idea nel concentrato Ibleo, comune estremo della città metropolitana di Catania, dove dell'uva ne hanno fatto il potere.
di un campo di calcio ne hanno fatto l'idealizzazione. Quindi quei punti, la neopromossa e fra le neopromosse in assoluto la migliore, sono un segno tangibile che nelle piccole comunità possono esserci delle grandi storie. Quindi non so se Samuele Costanzo, la dirigenza, quello che vorranno fare, ma in primis quello che ha tirato il carro è stato il sindaco di Mazzarrone. E si è messo lì come primo a tirare il carro, perché ha idealizzato la sua politica nel calcio. Quindi, ma ha portato l'obiettivo, ha reso tale l'obiettivo anche per gli altri. E perciò adesso cosa farà il Mazzarrone l'anno prossimo? Niente. Si farà un'altra stagione di eccellenza e oggi la strada per andare a Mazzarrone è molto più conosciuta degli altri. Il resto è già pronto a riorganizzarsi, playoff e playout, dovrebbero giocarsi giorno 30, ma potrebbe anche cambiare qualcosa per giorno 23 nell'ambito anche dei campionati minori, promozione, prima categoria. Aspettiamo i playoff. I due gironi A e girone B non si incontreranno, andranno via, saliranno nella nave o andranno in volo oltre la Calabria. Da lì capiremo chi è in grado di metterci i soldini senza promettere e soprattutto chi sta saldando ancora quello che deve fare o quello che ha fatto. Noi ci vedremo ai Penalty Awards di presenza, come sempre. Saluto dal Monte, ciao Ettore, grazie, ciao Gol TV. Bene, io credo che insomma, la stagione appena conclusa ha regalato moltissime emozioni, sia nel girone A che nel girone B. Finalmente, come hai detto bene tu, si ritorna a parlare di calcio, perché insomma qualche anno fa di calcio ce n'era poco. Sì, guarda, ci sono state delle partite che onestamente erano delle partite di D a tutti gli effetti. Enna Agragas, Agragas Enna, Favara Agragas e viceversa. Lo stesso Miselmere, una rosa importantissima, con un allenatore importante, quindi ti ripeto, speriamo di continuare con questo livello e speriamo di un giorno vedere magari il giorno del girone di Serie D tutto siciliano. Ritornando alla griglia playoff, non mi hai fatto il pronostico nel girone A, però può darsi che nel girone B qualche cosa me la potrei dire, perché c'è questo incontro semifinale tra Città di Taormina e Leonzio e poi la vincente giocherà con il Siracusa. Come andrà a finire? Guarda, c'ho dei giocatori a Siracusa, quindi stavolta anche questa volta il pronostico te lo faccio, quindi Siracusa. Punti sul Siracusa. Sì. Abbiamo detto che poi questo Siracusa dovrà giocarsi la sua finale nazionale e poi chissà magari una finale tutta siciliana, e potrebbe essere l'Enna, adesso senza sbilanciarci troppo. Sì, penso che potrebbe essere l'Enna, però ti ripeto, il playoff è aperto a tutti anche dall'altro lato. Bene, a questo punto possiamo concludere la nostra puntata. È stato un piacevole incontro quello con Nicola Terranova. Tra l'altro, insomma, Nicola credo che abbia tutte le carte in regola per riuscire ad andare avanti anche nella sua carriera. Ma la domanda mi viene quasi spontanea: avete parlato per la prossima stagione? No, Agrigento? ancora no. Ora ci gustiamo questa vittoria per un paio di giorni e poi... Solo festa in questo Sola momento. festa. Solo ho capito, questo. Va bene. Allora vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane, perché come abbiamo ci detto... sono tutte le condizioni per continuare. Anche perché credo che tu ad Agrigento, insomma, ti sia trovato benissimo, assolutamente no? Sì. Bella realtà, un capoluogo di provincia, il tifo sì. che è presente. Il tifo
agrigentino è qualcosa di eccezionale. Anche perché il tifo è diventato anche fondamentale nel campionato di Serie D, lo abbiamo visto quest'anno, quando c'è un compartimento proprio di tifosi che segue assiduamente la squadra. Non dico che diventa il 12° uomo in campo, però determinano quando un giocatore è incisivo. È vero, è vero. Allora, buon riposo, perché penso che sia meritato dopo la lunga stagione. Grazie a prestissimo Nicola Terranova, allenatore dell'Acaragas 2018. Concludiamo qui la nostra puntata e vi diamo chiaramente appuntamento alla prossima settimana, sempre qui sul canale 15 del Digitale Terrestre di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi.